Allora, forse siamo in attesa di sapere se è finito il Consiglio dei Ministri. Da Palazzo Chigi dovrebbe essere già pronto Roberto Kinzari. Sì, Emma, il Consiglio dei Ministri è terminato e veramente siamo in attesa in pochi attimi all'inizio di una conferenza stampa con il Presidente del Consiglio. Insieme a lui ci saranno i ministri Gualtieri, Azzolina e Patuanelli. Ricordiamo il Consiglio dei Ministri che ha dato il via al decreto per assicurare liquidità alle aziende e il decreto scuola. Si tratta veramente di pochi attimi, insomma, perché ci sono già in atto i preparativi, i ministri sono già nella sala dove appunto da cui verrà trasmessa qui da Palazzo Chigi la conferenza stampa con il risultato di questo Consiglio dei Ministri che insomma è stato anche abbastanza intensa di lavoro con tutti i ministri. Abbiamo avuto un Consiglio dei Ministri che dopo una breve interruzione ha ripreso i lavori. Avevamo tanto da deliberare nell'interesse degli italiani. Vi annuncio, con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, che siano piccole, medie, grandi. 200 miliardi per il mercato interno, finanziamento del mercato interno, altri 200 miliardi per potenziare il mercato dell'export. È una potenza di fuoco. Io non ricordo effettivamente un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica a favore per il finanziamento delle imprese. È una cifra enorme che andrà sia a beneficio, come dicevo, del mercato interno, sia del nostro export, attraverso prestiti che verranno erogati attraverso i normali canali finanziari, con la particolarità che lo Stato offrirà una garanzia perché il tutto avvenga in modo celere, spedito, sicuro. In particolare potenzieremo lo strumento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese e poi aggiungiamo anche il finanziamento dello Stato attraverso SACE, una società che è e rimarrà nel perimetro di Cassa Depositi e Prestiti, per potenziare questo strumento sempre a beneficio anche delle piccole imprese, ma soprattutto delle medie e delle grandi. Abbiamo adottato, adesso i ministri che sono qui con me poi ci riassumeranno le varie misure, abbiamo anche varato importanti misure fiscali con sospensione di vari pagamenti, di ritenute e contributi anche per i mesi di aprile, per i mesi di maggio. Abbiamo adottato uno strumento, l'avevamo annunciato e lo abbiamo appena fatto. Abbiamo dotato il Paese di uno strumento molto efficace per tutelare tutte le imprese che svolgono una qualche attività di un minimo rilievo strategico nel nostro Paese, imponendo anche nuovi obblighi di trasparenza finanziaria. In particolare abbiamo potenziato lo strumento che tecnicamente si chiama della Golden Power. Attraverso di esso noi potremo quindi controllare quelle che sono operazioni societarie e scalate eventualmente ostili, non solo nei settori tradizionali delle infrastrutture critiche, della difesa, ma anche estenderemo il raggio di azione ai settori finanziario, creditizio, assicurativo, all'energia, trasporti, acqua, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cibersicurezza. Quindi tutti questi settori saranno presidiati da questo strumento che ci consentirà, per quanto riguarda le operazioni infraeuropee all'interno dell'Unione Europea, di intervenire nel caso vi siano scalate e partecipazioni, acquisizioni dirette a controllare questi asset, oppure nella dimensione europea potenziamo anche questo strumento, potremo intervenire quando ci siano acquisizioni di partecipazioni appena superiori al 10%. Abbiamo fatto anche molto altro, abbiamo anche approvato una norma, un decreto per la scuola di cui ci parlerà poi la Ministra Azzolina. Io quello che posso dire è che confermo, in questi giorni mi sono confrontato con tanti leader europei, tutti tengono a esprimere solidarietà, sostegno al nostro Paese, quindi vi dovrei trasmettere la solidarietà di un lungo elenco di leader di tanti Paesi che ci sono vicini. Tutti esprimono l'ammirazione per la forza, la resilienza del nostro Paese.
E ve lo posso dire, è uno scambio continuo di informazioni dove ci chiedono molto spesso le caratteristiche del nostro modello Italia ed esprimono apprezzamento per il nostro operato. Agli italiani tutti che ci ascoltano voglio dire, state dando un contributo fondamentale in questa battaglia al virus. Presto, sono assolutamente fiducioso, raccoglieremo i frutti di questi nostri sacrifici. Quando sarà tutto superato, tutto finito, ci sarà una nuova primavera, la vivremo tutti insieme per l'Italia. Posso dire che essere italiani lo stiamo imparando ancora di più adesso in questo periodo di difficoltà. Significa essere coraggiosi, essere solidali, essere determinati e coesi. Significa servire lo Stato con orgoglio, dedizione, passione, con grande sacrificio, e il pensiero va sempre a tutte le migliaia e migliaia di donne e di uomini che ogni giorno stanno lavorando in prima linea per noi. Parlo dei medici, infermieri, personale sanitario, personale appartenente alle Forze Armate, parlo delle Forze Armate, Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e tantissimi altri che non potrei qui citare tutti insieme. Sono giorni anche particolari perché ci avviciniamo a una festività a noi molto cara, a una festività che è radicata nella nostra tradizione religiosa ma anche laica. È una festa di particolare che ci porta gioia, ci porta giorni lieti, li vivremo a casa. Sarebbe irresponsabile andare in giro, sarebbe irresponsabile pensare di allentare questo senso di responsabilità, questa fiducia che abbiamo verso una fuoriuscita e verso il rispetto delle regole. Pasqua significa, lo sanno bene i cristiani, passaggio, e il passaggio è anche il riscatto dalla schiavitù all'Egitto. E noi speriamo che la Pasqua possa portarci anche questo riscatto, questa libertà che cercheremo di vivere per chi ovviamente ha una fede religiosa nella consapevolezza che è un passaggio dal peccato alla redenzione tramite il sacrificio di Cristo, per chi ha una visione più laica, però speriamo che sia il passaggio verso una prospettiva ovviamente migliore, in cui inizieremo a vedere una prospettiva di completo riscatto. Siamo fiduciosi, grazie per l'attenzione, darei la parola al Ministro Gualtieri che così ci illustrerà le norme del decreto, poi il Ministro Patuanelli e infine la Ministra Azzolina sulla scuola. Grazie Presidente. Buonasera. Con questo decreto